via i lavori di smaltimento e rimozione dei rifiuti nell'area ex Nuova Esa di Marcon. Un intervento messo in risalto dalla presenza dell'assessore regionale all'energia, il sindaco di Marcon e l'assessore alle politiche ambientali di Mogliano Veneto. Con questa operazione noi togliamo da questo territorio meraviglioso 3.500 tonnellate di porcheria che porteremo nella discarica tattica di Sant'Urbano, e questo grazie alla collaborazione sinergica della Regione, con il NOE, che ringrazio e non smetterò mai di ringraziare, con Veneto Acque, con l'ARPA, con la città metropolitana, con i due comuni, con i vigili del fuoco, insomma i dirigenti e i funzionari della Regione. Questi sono risultati che raggiungi non solo perché hai le risorse, ma perché tutti ci credono. Un investimento da parte della Regione di 3.200.000 euro, un investimento sentito, una richiesta molto forte da parte della cittadinanza di rivedere un sito di questo tipo bonificato finalmente. Le tempistiche anche ci danno grosse garanzie su quello che potrà essere l'iter di completa bonifica di tutta l'area, un'area molto vasta tra l'altro e dimenticata per tanti anni. Queste plastiche che vediamo alle mie spalle insistono nel territorio del comune di Mogliano Veneto e spero che un giorno al posto di queste plastiche vi possa essere un centro di ristoro. Un intervento che arriva in un momento particolare che serve per dare un chiaro segnale. È un bel segnale anche di civiltà, visto tutto quello che sta succedendo, le infiltrazioni mafiose nei siti ambientali, insomma è bene tenere sempre alta la guardia. Che esiste la mafia lo sappiamo, che la mafia vada dove ci sono i soldi lo sappiamo, che siano dei veneti a collaborare con i criminali mafiosi per fare soldi, questo mi fa rabbrividire e per quanto mi riguarda se la pena è 100 per un veneto mafioso deve essere 1000.